Buonasera, benchiataz con Gnovis. Il Friuli Vignesi Giulia con l'Unis sarà l'unica regione italiana in zone gialle. L'ufficialità ieri va dal Ministeri che l'ha chiappata dal superamento di bande dalla nostra regione dai limiti di tutti e tre i parametri di controllo, vale di incidenze, iez occupati, tali saris medicis e tali terapie intensivis. La provincia autonoma di Bolzano, stant che ha cresciuto il numero di IETS a disposizione tali terapie intensivis e ha sghindato il passaggio in zone gialle. Sono 636 in news casi saltati fuori in Friuli, Vignesi e Giulia tali ultimi 24 ore. A fronte di 7.982 tampons molecolari e 18.934 testi svelti antigenici. 3 in marzo, un uomo di 79 anni di Muio, una femmina di Pordenone di 86 e un altro uomo di 96 di Trieste. 20 volte le persone ricoverate in terapie intensive. 251 investite che gli altri reparse. E corse di mattine a centralins e speziaris per notarsi per le terze dosi di vaccine anti-Covid. Dopo che le aziende sanitarie universitarie dal Friuli centrale annunziate che saranno versi altri 26.000 posti, in tutte le aree di riferimento per le prossime 2 settimane, tanti cittadini hanno constatato i canali di prenotazione per chiapparsi un nuovo appuntamento, ma anche per anticipare che il già fissato per spostare le punture in una sede più idonea di chiase. L'azienda sanitaria ha fatto sapere che potrebbe essere in succedi problemi o di servizi scondotti il gruppo di lavoro per la dose booster, che si va a zontare e c'è che già si ieri da ora fa per garantire il principio di dosis. 2 incidenti mortali in pochi soris sulle strade della nostra regione. Il primo è succeduto una serie sul Tarta Udine in via Gurisse, Nerina Candidi Tommasi, classe 1939, e è stata tirata sotto sulle strichis pedonals di un automobilista che lava verso il centro e di ultimo risultato positivo all'alcol test. Insieme con la femmine, ieri in la Badante, la Sur e 2 fruts, che di fortuna non sono restati feriti. L'uomo che almenava la macchina l'ha indagato per omicidi stradali. E voi di mattina a buia investito, ovvio nelle immagini, in un incidente ieri 2 macchine, all'era stato copato Luciano Plos, un uomo di 70 anni che era sta in tal paese. L'uomo con la sua macchina all'iere da ora ci rimettersi sulla strada provinciale 49, quando è stato centrato di un altro veicolo che correva di lungo la Osovane. Ferite in maniera lisere la femmina che menava la seconda macchina, una giovane di 28 anni di Brescia. A continui le investigazioni sulle sbaratorie di via Carduce a Trieste succedute ai 4 di settembre, dove a restare inferiti purtroppo componenti di una famiglia kosovare, bersai di una spedizione punitiva di bande di un'altra famiglia di connazionali. Sono scattati arresti domiciliari per un cittadino afgano di 31 anni, tenuto per responsabile. In tun con che gli altri di lesioni personali, anche più gravi, per l'uso di armi di sparo. E ieri la 11ª persona fermate dalla polizia per questo fatto. 21 in tutte le persone in Friuli Vignesi e Giulia sono stati smultati dai carabinieri dal NAS di Udine per essi là di Savore senza Green Pass. Le investigazioni sono cominciate il 15 di ottobre e hanno portato a controllare 400 persone e a ispezionare 86 posti. 12 le attività controllate a Trieste, 30 volte a Udine, 11 a Gurisse e 25 a Pordenone. Gli interventi dai NAS hanno riguardato anche la giusta applicazione di altre misure di contenimento, con altri 4 illeciti per non aver rispettato la sanificazione, non aver doprato la mascherina o per non aver dato informazioni ai clienti e ai dipendenti sulle norme di comportamento e di distanziamento.
Poi dicente gli eventi in programma a Udine per il periodo di Nadal e torna anche la pista per sgliciare e gli spettacoli dai fuochi di artifici cidin al prim dall'anno. Non si fevele l'assessore ai grandi eventi Maurizio Franz. Quest'anno abbiamo fatto una collaborazione fra l'assessorato al turismo, che le culture, che le istruzioni per preparare per i cittadini di Udine, anche per i turisti che si augurano che vengano in città, comunque al di là delle epidemie, quindi con attenzione a rispettare le regole, però un'animazione per città e quindi sono stati coinvolti su una ventina di associazioni culturali, quindi tutta una serie di eventi che riguarderanno la città e dopo l'illuminazione, perché quest'anno abbiamo provveduto la situazione, un plan straordinario di illuminazione dai palazzi storici della città, dai vie, dai borghi e che chi ha le flotte anche di una collaborazione con i tanti privati che hanno deciso di sostenere che iniziative qua e dopo anche un'altra iniziativa per coinvolgere i cittadini sarà che dal balcone di Nadal si è istituito il concorso a premi che riguarda i cittadini che riterranno di fare un balcone BL per Natale, quindi potranno anche partecipare al concorso e vincere un premio. Un modo per esprimere una solidarietà e una vicinanza di tutta la comunità in un momento che è da Nadal, che è la festa più bella, sia dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista sociale, soprattutto per i froci e per le famiglie. E anche per Daman si prepara al Nadal, con appuntamento con la sfilata dai Krampus dalla giornata di domani. Sintin il sindaco Enrico Mossenta. Sabato 27 di novembre a Pradaman ho una giornata dedicata al Nadal e taccherà di mattina ad ore con il donatore di sangue e dopo un convegno sul Parkinson. E saranno presenti gli ciasuti delle scuole che vengono venduti dai piccoli regali, dai regali per tirare su un po' di base e denaro dopo le scuole per le attività che vengono fatte alle scuole stesse di Pradaman e di Lovarie. Soprattutto però dopo di mezz'ora sarà un spettacolo di teatro con le compagnie Anatema e le magie da Nadal. E le stesse giornate, le 6 di sera, si concluderà con un spettacolo dei Scaupaz, un spettacolo veramente importante che è una tradizione per Pradaman che si ripete ogni anno e quindi ho due appuntamenti, si vede in place sabato 27, tutte le giornate ma soprattutto sere. Si sbassano le temperature se come caliere previodute, ieri va della neve sugli smonts dal Friuli Vignesi e Giulie, su Alps e Prealps, in particolare dal Tarvisian, per tutte le giornate alla neveata, lasciando una cuvierte blanche anche a quoti bassi. Noi e neve invece a sapade Planchiaval e forse di Sore. Domenica si spieta un'altra forte neveade, anche a 600 metri di quote. E anche per Usgnotte all'Eduto, tornin a Chiatasi domani di sera a Nuf, Manculvince. Mandi.